A Mogliano siamo veramente fortunati, abbiamo una quantità di aree verdi, di parchi enorme. Abbiamo pensate quasi 450.000 metri quadri di verde. Abbiamo una quantità pro capite che è doppia rispetto al comune di Treviso e doppia rispetto al comune di Venezia. E tra l'altro stiamo facendo una piccola guida che uscirà fra poco, una guida dei parchi di Mogliano, dove naturalmente ci sarà una parte dedicata anche a questo gioiello. Un gioiello che ora ha un nuovo ingresso, quello da Via De Gasperi, realizzato dopo anni di trattative con i privati che hanno ceduto quest'area a ridosso del Canal Storto. Secondo stralcio da 380.000 euro per un progetto iniziato 2 anni fa con la demolizione di Villa Longobardi e che ora ha un accesso ben più visibile di quello utilizzato dai cittadini lungo Via Berchet. Un parco, quello della cultura, dedicato all'architetto di fine Ottocento Antonio Cargaro Negrin, che tra le tante cose restaurò anche il Teatro Olimpico di Vicenza e che qui portò il neoclassicismo e da paesaggista progettò quello che un tempo era il giardino di Villa Stucchi. Ma l'inaugurazione di sabato non è che un capitolo degli interventi su quest'area, ad iniziare dal recupero del Belvedere. Renderle fruibili queste grotte, sono un luogo magico, un luogo bellissimo. Per chi ha avuto la fortuna di entrarci, sotto al Belvedere che si vede c'è questa grotta con l'acqua che entra, e l'obiettivo è quello di renderle fruibili, quindi in futuro ci impegneremo, ecco, per questo. Ma il prossimo intervento sarà ancora più rivoluzionario. Cosa succederà fra qualche mese? Questo edificio che vedete qui, questo fatiscente là lassù di Piranesi, verrà demolito. Questo volume verrà spostato, quindi il parco si aprirà ancora di più verso la città, cioè al posto di questo edificio ci sarà del verde.